Ciao ragazzi, benvenuti al Festival Bianco di Calvene. Mozzarella? No. Mm. Calvene è una piccola comunità della Pedemontana Vicentina proprio ai piedi dell'altopiano dei 7 comuni e l'arte casearia per secoli ha caratterizzato la vita economica e sociale di questo centro ed è un'attività che continua anche oggi, portata avanti tra l'altro da aziende di rilievo anche internazionale, come tra poco sentirete. Un evento, questo, il Festival Bianco, che è stato voluto dall'amministrazione comunale per enfatizzare, per valorizzare, per tributare un omaggio a quest'arte che ha veramente segnato le epoche di questa comunità. Partiamo da un dato storico. A Calvene è partita la tradizione casearia, gli esempi sono molteplici, abbiamo fatto degli studi a livello storico e quindi vogliamo proporre un qualcosa che ci appartiene e promuoverlo per farlo conoscere anche agli altri. Ho visto che ci sono dei gemellaggi significativi in questa edizione con Longarone e con la Val d'Aosta. Sì, esattamente. Questo è molto importante perché vogliamo allargare ovviamente i nostri contenuti per quello che riguarda l'arte casearia e quindi andare anche su territori contermini per quello che riguarda la provincia di Belluno, perché lì abbiamo fatto una bellissima visita l'anno scorso alla fiera del gelato. E poi con la Valle d'Aosta, perché anche lì siamo legati fondamentalmente perché molti dei nostri conterranei sono emigrati in Valle d'Aosta e il presidente uscente della Valle d'Aosta, Testolina Renzo, i nonni sono partiti proprio da Calvene. Cos'è rimasto di quella civiltà rurale? È ancora presente in tutto quello che si fa qui a Calvene? È ancora presente, però noi vogliamo incentivarli ulteriormente e ovviamente ripartire con l'attività di ripristini dei pascoli e l'attività maghiva sostanzialmente, quindi che le maghe vengano finalmente caricate e gestite in maniera corretta come azienda agricola di montagna. Ma il Festival Bianco Calvene è stato anche l'occasione per tornare a valorizzare e rinobilitare, contribuire a rinobilitare un derivato del latte che per tanto tempo, forse per troppo tempo, è stato ingiustamente bistrattato o addirittura demonizzato, soprattutto a livello dietistico. E questo alimento è il burro. Il burro è un valore più che un prodotto. È sempre stato considerato il prodotto più prezioso derivante dal latte. Ci vogliono ben 22 litri di latte per fare un chilo di burro, quando con 10-12 litri di latte si riescono a fare i formaggi che normalmente si conoscono. Per cui pensate quanta ricchezza c'è dentro questo prodotto, che è stato per molti anni in modo assurdo denigrato ed è stato recuperato ormai da 10-15 anni, che c'è una grande letteratura riguardo alla formidabile importanza del burro per la vita sana, oltre per una cucina. La cucina senza burro è triste. La vostra azienda, che adesso si muove a livello internazionale, è comunque partita da qui. Che valori sono rimasti dentro dei tempi andati e soprattutto della civiltà che c'è qui? Noi, anche se le dimensioni molto spesso complicano un po' le cose, però per noi l'azienda è sempre una comunità, per cui una comunità di persone, per cui un rapporto personale con possibilmente tutti è un po' difficile, ormai siamo 1200 però, nel mondo, però conoscersi, avere un rapporto sempre tra persone, stimarsi, ricavare il meglio dai nostri collaboratori, però ovviamente anche da tutti i nostri fornitori. L'impresa è una bellissima comunità di persone, siamo felici di continuarla nello spirito dei nostri antenati. Una festa dalle dimensioni contenute, dove però ci sono delle vere e proprie chicche che mi sono divertito ad andare a scovare e a far raccontare. Cos'è sta cosa? Un caseificio su 2 ruote? Esatto, il primo caseificio su 2 ruote. Facciamo mozzarelle e burrate, o meglio portiamo l'arte della mozzarella nelle piazze.
Quindi l'arte della mozzarella a contatto della gente. Esatto, prodotta e venduta al momento. Autodidatta? Sì. Sì, no, diciamo che ho avuto la fortuna di lavorare in diversi caseifici, poi ovviamente ho conseguito gli studi presso la scuola casearia per imparare più che altro a fare gli altri formaggi, perché mi piaceva conoscere il settore a 360 gradi. Da dove venite? Trescore Cremasco? Ma tu non sei cremasco. No, sono cilentano, del Cilento. Beh, la patria della mozzarella. Esatto, esatto. Quando si dice impara l'arte, mettila da parte, tu invece la porti in giro. Esatto, la metti in atto. Cos'hai in mano? Una bottiglia di 20 anni di invecchiamento Di aceto? di aceto balsamico della casa Lovate. Ma lo fate voi qui? Sì, a Novarolo e Vicentino. E com'è nata sta passione? È nata perché dovevamo ristrutturare delle case vecchie e non sapevamo cosa fare. E uno ha detto facciamo l'aceto, che l'aceto qui non c'è. Ma per fare l'aceto però bisognava andare a scuola. E siamo andati a scuola a Spilamberto da 5 maestri per 4-5 anni. E da lì abbiamo preso per ogni maestro un suo trucco e noi abbiamo fatto il nostro. Bravissimi. Usando le uve del nostro territorio. Quindi Cabernet, Merlot. Quindi Cabernet, Durello, Bernot, tutte quelle uve che ci sono qua nel territorio. La differenza da noi a loro è che le nostre uve hanno un grado zuccherino molto più alto, perciò è stato molto anche più facile. Chissà perché tutta la gente si concentra qua. Ogni volta che vi vedo, capi sempre il nuvolo di gente. Com'è? Il gelato è una cosa che attira la fantasia e il gusto della gente, perché poi il gelato è una gioia, un piacere, certo. no? Quindi uno che distribuisce piacere attira la gente, no? Poi questo è un mestiere che avete realmente fatto. È il mestiere che abbiamo fatto tutti quanti per una vita praticamente. Io l'ho fatto per più di 40 anni in Germania, per cui mi sento ancora legato a questo mestiere, perché mi piace il gelato e mi piace farlo, e mi piace mangiarlo. E ti piace portare gioia? E portare gioia, sì, perché poi tu ci conosci ormai, certo. Ci hai visti in più posti. Aspetta perché qua il lavoro va avanti. E quindi anche oggi gelato per tutti, insomma. Gelato per tutti. Eccolo qua. E questo allora è il Posina. Questo è il nostro Posina, formaggio fatto con latte crudo, quindi il latte non viene termizzato, non viene pastorizzato, quindi monto alla sera prima e alla mattina e viene prodotto direttamente in caseificio e facciamo la cagliata a 37 gradi senza nessun trattamento termico. Latte crudo intero vuol dire che mantiene tutte le sue caratteristiche. Mantiene tutte le caratteristiche organolettiche del latte, tutte le cariche batteriche buone del latte. Il Posina è una produzione tipica proprio del lato vicentino, È una della zona di produzione Posina. nostra, abbiamo depositato il marchio, è stato implementato nel 2010 su a Posina dove avevamo il caseificio originariamente. Depositato il marchio, questo successo e poi abbiamo portato la produzione a Villa Verla. Il latte proviene dalla stalla dagli orti Giuseppe di Villa Verla, sono vacche bianche e rosse e alimentate solo fieno. Quali sono le caratteristiche di questo formaggio? Questo formaggio è un formaggio fatto con caglio di capretto e il latte innesto di nostra produzione ed è un formaggio piccante. Quello che noi ricerchiamo in questo prodotto è la piccantezza. Stagionature? Che si distingue dai 4 ai 6 mesi. Cosa mi ha fatto tastare, Davide? Una specialità. Asiago Stravecchio 2023. Tra l'altro da notare anche la tirosina, c'è la parte Bellissimo. proteica che va a cristallizzare. Però Questo è una bomba a mano. latte fatto ovviamente, Solo prodotto in Malgaserona. mamma mia. E ovviamente periodo estivo, infatti il colore dimostra il pascolo. È Come bello si, tu hai creato un piccolo regno sull'altopiano. Come si gestisce l'alpeggio e la produzione? con tanta confusione vabbè. come punto di partenza. No, diciamo che serve una bella squadra perché dovendo gestire la parte del pascolo, la parte di casificazione, la parte di agriturismo serve una squadra bella importante e non sempre è facile andare a crearla perché poi lavorando su 4 mesi ogni anno dobbiamo andare a ricreare una squadra per cui cercare soprattutto giovani volenterosi che hanno voglia di provare qualcosa di nuovo perché non si nasce maestri.
e ci siamo specializzati nei prodotti stagionati, per cui lavoriamo con pochi prodotti ma ci concentriamo per farli al meglio, e dopo la parte agrituristica, che è quella che ci permette di veicolare un messaggio e spiegare a tutti quanti la fatica che c'è nel produrre un formaggio, Certo. soprattutto al pascolo. E questi sono gli gnocchi fatti con la fonduta, perché il gemellaggio qua non fanno mica solo parole, che vuole anche la concretezza, vero? Certo, ci vuole la concretezza, quindi questa volta abbiamo un piatto veramente strepitoso, i gnocchi con la fonduta nati da un gemellaggio con la Valle d'Aosta. Fonduta e anche vino. Fonduta anche vino, quindi abbiamo abbinato un vino della Valle d'Aosta e un vino di Breganze. Questo è stato il Festival Bianco di Calveni, in questa sala, che è la palestra, dove si sono svolte anche delle masterclass per studiare gli abbinamenti vino, formaggio, birra, formaggio. Insomma, 360 gradi, non manca niente qua. Non manca niente. Calvene al centro del mondo, a Caputo Mondi. tra gli Orion, tra Belluno e Val d'Aosta. Sempre comunità comunque legate da un fattore comune che è l'alpeggio e l'arte casearia. Quindi se c'eravate, meglio per voi. Se non c'eravate, peggio per voi. Prenotatevi per l'anno prossimo, mi raccomando. Adesso mangiamo, sindaco. Buon appetito Stefano. Buon appetito.